L'impatto è devastante in un'impresa come la nostra che usiamo prettamente il gas metano, stiamo parlando di bollette da 300.000 euro contro i 30.000 euro che pagavamo l'anno scorso, stiamo parlando di un mese, per cui la situazione specialmente di liquidità è compromessa. La nostra priorità, spiega, è restare vivi, parole che non lasciano dubbi. Enrico Pozzobona è titolare della lavanderia industriale che lavora per la sanità, case di riposo e ospedali della nostra regione. Attualmente fra i suoi clienti ci sono ben 400 strutture, delle quali il 90% nel Veneto. Noi siamo a fianco delle case di riposo, a fianco appunto della sanità e noi non possiamo fermarci, non possiamo ridurre orario, dobbiamo continuare a fare servizio e a fianco alle strutture, tenendo conto che lenzuola ma anche tantissimo indumento dell'ospite dei nonni che facciamo qui in Eure, che stiamo parlando di 30.000 pezzi al giorno di indumento degli ospiti dei nonni, provate a pensare a un blocco di Eureka, sarebbe devastante. La richiesta alle autorità, alla regione e al governo è chiara. Chiediamo il congelamento delle fatture delle energie, gas e energia elettrica, chiediamo il congelamento delle fatture, cioè che le imprese energivore che ci hanno fatturato finora e hanno fatto liquidità ci diano una mano per questi 4 mesi, in modo tale che noi rimpolpiamo un po' la liquidità. Diversamente il rischio sarebbe ancora più alto, un grido d'allarme lanciato anche dalle stesse case di riposo. Noi spendiamo ogni anno 1.200.000 euro per l'energia tra l'elettricità e il gas e quindi se raddoppierà o triplicherà, qui non si sa più che fine facciamo, sarà un disastro, ma è un disastro che peggiorerà ulteriormente perché anche le forniture di servizi, faccio l'esempio più classico di una azienda che per forza è energivora come la lavanderia. Noi spendiamo anche nella lavanderia 1.200.000 euro all'anno tra la biancheria piana e la biancheria degli ospiti. Rincari nelle forniture dei servizi, rincari di luce e gas, situazione insostenibile. Diventa un disastro sociale e se il governo non ci metterà una pezza, noi saremo nella necessità o obbligo o portiamo gli anziani in piazza o li mandiamo a casa oppure aumentiamo le rette. Questo è il cappio nel quale noi siamo in questo momento.